ritrovati a Edicola Friuli. Oggi ci troviamo a Maiano, nel cuore del paese, al mini market Edicola da Lidia. Il signor Luigi Savio con la moglie gestisce questo punto vendita dagli anni 70 ed è una realtà molto conosciuta e molto amata nel paese, anche profondamente segnata dal terremoto, come ci racconterà il signor Luigi. Oggi commenteremo alcune delle inchieste che sono state pubblicate dal settimanale Il Friuli, in particolare vita difficile per chi deve viaggiare, quindi un'autostrada che è un po' una via crucis, ma anche malghe e soprattutto anche un focus naturalmente dedicato proprio a Maiano. Andiamo dentro. Signor Luigi, allora lei dagli anni 70 gestisce l'edicola qui nel cuore del paese. Dal 69 avete aperto l'attività e poi nel 76 è arrivato il terremoto, un evento che ha profondamente segnato anche la vostra attività, e lei oggi proprio ci ha messo in bella mostra anche le foto che raccontano parte della vostra storia. Ecco, io posso dire solo questo. Queste botteghe non si chiamava una volta edicola, si chiamava botteghe, l'ho avuto dalla mamma. Se sono in Italia è colpa della moglie, perché io ero in Svizzera da 17 anni. Le donne comandano sempre, quindi io mi sono appoggiato a lei e ho avuto la bella idea di fare questo qui in centro a Maiano. Da Tiveriaco siamo venuti a Maiano con tanta soddisfazione, però il terremoto ci ha messo a terra. Con l'aiuto di tanti, in particolare il direttore della Camera dell'Associazione dei Commercianti di Udine mi ha fatto capire che stando in Italia potevo avere delle agevolazioni e mi ha fatto avere, che ho le foto, il prefabbricato, uno dei primi a Maiano, e abbiamo avuto l'edicola fuori sul corridoio col condominio caduto. Quindi posso solo dire una cosa, che io ho avuto delle soddisfazioni. Colgo l'occasione per i nostri amici delle Marche, dove l'Aquila, che facciano il possibile per andare avanti. Solo così è la soddisfazione più grande, che i nostri grandi, diciamo così, che comandano, vedono anche di questa gente che hanno veramente bisogno. Uno che ha già provato sa cosa vuol dire. Faccio loro tanti auguri. Senta, gestire anche, riaprire anzi l'edicola proprio in un periodo come quello post terremoto, in cui Maiano è insomma uno dei comuni che è stato più segnato, ha rappresentato anche un ritorno alla vita, un segnale importante anche a livello di sostegno psicologico del paese. Senz'altro, perché o che doveva fare così o che doveva tornare a ripartire per l'estero. La mia idea era di ripartire, purtroppo sì, la moglie, abbiamo fatto qui con tante soddisfazioni, abbiamo riuscito a riprendere tutto questo lavoro che oggi come oggi dà soddisfazioni. In particolare essere a Maiano, dove abbiamo veramente il comune che si dà da fare e cerca di aiutare il più possibile. Questo Maiano è diventato bello, più di prima, anche appunto causa il terremoto, però con tante soddisfazioni, quello che posso dire. Senta, ci racconti una cosa, lei ci ha fatto vedere fuori un espositore, siete stati anche pionieri da questo punto di vista, perché avete scelto un po' un modello, quello d'oltreconfine, per la diffusione dei giornali, ci spieghi? Appunto, quando siamo arrivati qui a Tiveriaco, che è la frazione di Maiano, noi abbiamo preso dalla mamma, però ho avuto subito l'idea di fare qualcosa di nuovo e mettere fuori un espositore dove la gente si prende il giornale e mette i soldi, con tante soddisfazioni da parte mia e anche da parte dei maianesi e di altri che passavano e prendevano il giornale. La soddisfazione ho avuto che un austriaco mi dice: qui comincia l'Austria, ha preso sul giornale, molto bravo, e non solo da loro ma da tutti. Questa è stata una bella cosa e me ne vanto di aver fatto questo. Purtroppo adesso non si può fare, perché una volta costavano 80 centesimi o un metro, euro. Adesso c'è 1,80, 1,50 e non si può gestire una cosa del genere, però ho fatto appunto questo per 20 anni. Una domandina sull'inchiesta, diciamo, da copertina di questa settimana del Friuli. Si parla di A4, di cantieri, di code, di incidenti. Lei viaggia, si sposta per lavoro, cosa ne pensa di questa congestione in autostrada? In autostrada, dico subito, io non frequento tanto l'autostrada, però se noi vogliamo avere un altro giorno, diciamo così, le strade che funzionino meglio, purtroppo bisogna accettare anche questi disagi. Purtroppo non si può avere tutto, è come dire che si deve partire già in quarta, bisogna partire piano piano, sperando che non venga lasciato a metà oppure che non sia finiti i lavori. Questo è il mio modo di vedere. Questa settimana Alessandro Di Giusto ci svela le meraviglie di questo territorio di Maiano, perché questo comune in realtà è anche ricco di attrattive turistiche. Una di queste è l'Ospitale.
Sì. Spieghiamo che cos'è. Sì, l'ospitale di San Giovanni di Gerusalemme è situato a San Tommaso di Maiano, naturalmente una frazione di Maiano, e è un edificio che risale al 1199, è posto sulla via d'Alemagna, la via che dal nord Europa arrivava al mare per accogliere pellegrini viandanti e anche cavalieri che andavano alle crociate che dovevano raggiungere Gerusalemme, la sede cristiana più importante di quel tempo. L'ospitale è l'unico esemplare ancora in piedi di questa via e il tratto friulano di questa via si chiama la Via del Tagliamento. È una struttura che ha grande rilievo anche per ospitare eventi culturali, quindi insomma abbiamo delle bellezze nel nostro territorio che davvero dobbiamo sfruttare di più. La nostra associazione si chiama Amici dell'Ospitale, è nata nel 2012, quindi abbastanza giovane, ma abbiamo organizzato in questo periodo parecchi eventi culturali, soprattutto che mettano in risalto la rivalutazione dell'ospitale con tutta la sua storia, i rapporti tra Europa e Oriente, proprio per questo collegamento che c'è stato con il Medio Oriente, soprattutto con Gerusalemme, e gli eventi sono sia di carattere storico ma anche attuali, di adesso, della modernità, delle problematiche che ci sono nel vicino Oriente. E poi la nostra associazione anche sta cercando di far rinascere il cammino del tagliamento, e ogni anno viene organizzato questo cammino, parte dall'Austria, partirà proprio martedì prossimo da Maria Lugau e scenderà fino a San Tommaso, e poi la settimana successiva il percorso proseguirà fino a Concordia Sagittaria per percorrere tutto il tratto friulano del cammino del tagliamento. E quindi chi percorrerà questo cammino farà come una volta facevano i pellegrini, un 25-30 km al giorno per raggiungere una sede. Purtroppo adesso bisogna adattarsi ad andare o nelle parrocchie o nelle sedi degli scout, perché ospitali non ce ne sono, c'è solo il nostro. Focus questa settimana sulla A4, tante le code, tanti gli incidenti e soprattutto un cantiere importante, quello per la realizzazione della terza corsia. Tutti voi due, entrambi siete dei viaggiatori e insomma avete anche toccato con mano le criticità di questi giorni. Cosa ne pensate? Ma secondo me era una cosa da fare per la viabilità, per le aziende, per lo sviluppo anche regionale, visto il grande afflusso di mezzi che arrivano magari dall'Austria o che vanno dalle zone centrali della nazione poi verso l'estero. Sicuramente ci saranno dei disagi vissuti con mano, perché per lavoro con l'azienda che abbiamo ci capita di passare spesso per queste zone, però insomma saranno 3 anni difficili, ma bisogna fare un piccolo sforzo per poi avere dei grandi vantaggi, ecco. Quindi non vi spaventa il fatto di dover rallentare e rispettare i limiti e andare insomma un po' più piano in alcune zone, però pensando appunto che in futuro ci sarà un benefit in più? No, diciamo che è un piccolo sforzo da sostenere per avere poi un beneficio maggiore un domani, ecco. Lei bollino rosso, bollino nero, insomma ci sarà esodo contro esodo, sicuramente l'arteria sarà messa sotto pressione. Che la prossima estate ci saranno sicuramente degli svantaggi per chi viaggerà sull'autostrada, però come diceva il mio collega ci saranno dei vantaggi nei prossimi anni, per cui investiamo questi 3 anni per poi avere dei benefici nei prossimi. Io ci sono passato una quindicina di giorni fa, sarò anche stato fortunato, ma ho subito un piccolo rallentamento, niente di che. Io preferisco vedere i cantieri aperti e la gente che lavora, per cui noi in Italia e non solo in Italia abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di gente che lavora e magari di meno gente che critica. Quindi avanti con i lavori e quando saranno ultimati tutti noi beneficeremo di questi risultati. C'è anche chi provocatoriamente ha detto: ma se noi entriamo in autostrada e alla fine rimaniamo un giorno intero in autostrada fermi in colonna, forse sarebbe meglio anche non farci pagare il pedaggio.
Dio, sarebbe bello, sarebbe una bella cosa, però come è successo prima nel tratto del Veneto e prima ancora nel tratto del Piemonte, il pedaggio si è sempre pagato, serve anche per poi sviluppare questi progetti, quindi secondo me il pedaggio è da pagare. Poi chiaro, i disservizi ci sono, ma come abbiamo detto prima è meglio che la gente lavori, che ci sia qualche disservizio in più piuttosto che tanta gente a casa che non ha niente da fare, ecco. Maria Ludovica Scinco questa settimana ci presenta il calendario delle malghe, un calendario sviluppato con l'ERSA che consentirà a quanti vorranno insomma di andare a conoscere anche posti del nostro territorio incontaminati e sicuramente molto suggestivi. Tu sei un appassionato di montagna, conosci, frequenti? Sì, io faccio corsa in montagna oltre che atletica su pista, quindi sono un appassionato veramente forte di questa cosa. Sono molto contento che finalmente in regione abbiamo creato un piano per dare risalto alle tante bellezze che ci sono sulle nostre montagne, tante malghe importanti, anche sul circuito slow food, quindi anche parliamo solo di montaggio e già basterebbe solo questo per dire quanto è importante la nostra montagna. Quindi sono molto contento di questo progetto. Il calendario è bello ricco, ho visto prima sul quotidiano, e spero che poi in futuro ci siano altri passi per arrivare insomma ad avere un qualcosa di similare ai nostri vicini del Trentino, che su queste cose fanno scuola ormai da molti anni. Edicola Friuli oggi finisce qui, allora ringraziamo il signor Luigi, il signor Roberto e la signora Lidia per la disponibilità e l'accoglienza molto calorosa. Io devo dire grazie a Tele Friuli perché questo è stato per me una sorpresa, ma una sorpresa piacevole. Vi auguro tutta la fortuna del mondo perché la meritate, sia come trasmissione sia come giornale del Friuli, perché sta andando molto bene. Grazie molto di tutto, vi ringrazio, alla prossima. Alla prossima. Edicola Friuli torna venerdì prossimo, puntuale come sempre alle 18:45, e la prossima volta saremo in missione a Tricesimo.